L'età media attualmente nelle nostre intensive è attorno ai 63-65 anni, quindi un'età effettivamente bassa, con dei giovani addirittura attorno ai 30 anni. Quindi sicuramente il fatto di non vedere il grande anziano o l'anziano che vedevamo appunto nella prima ondata e in parte nella seconda è dovuto anche alle vaccinazioni fatte nelle strutture residenziali per anziani. 1.100.000 le dosi inoculate in Veneto negli ultimi 100 giorni, ovvero dal V-Day il 27 dicembre scorso, quando è stata avviata la campagna di vaccinazione nazionale. Oltre al calo dei positivi negli ambienti ospedalieri, è evidente anche l'abbassamento dell'età media dei ricoveri, dovuta proprio alla fascia d'età degli over 80 e 70 che in Veneto sono stati protetti per primi. A Padova, come hanno spiegato i due direttori generali della sanità patavina, sono state somministrate 204.000 dosi. Generalmente lavoriamo attorno ai 66-67 dosi quotidiane per 10.000 abitanti. È un buon dato, miriamo però ad elevarlo molto di più e ad arrivare alle 100 dosi per 10.000 abitanti ogni giorno. Questo comporta naturalmente la disponibilità di vaccino. Un dettaglio non da poco, visto che è stato il premier Mario Draghi a ribadire che la ripartenza economica è strettamente legata alla copertura vaccinale, tanto che a Padova dalla prossima settimana ci si potrà vaccinare anche all'ospedale militare. Potenzialmente con le linee messe a disposizione appunto dall'esercito il potenziale vaccinale si attesterebbe al massimo verso sui 500 al giorno vaccini. Quello che è importante è ricordare che comunque anche questo sito verrà quindi popolato attraverso il sistema, il portale online.